Buonasera e benvenuti ancora a uno speciale che riguarda lo sport isontino-goriziano, ma soprattutto riguarda una manifestazione che possiamo dire unica in Europa, il campionato transfrontaliero di sci Gorizia e Nova Gorizia. Presentiamo gli ospiti che sono qua con me per parlare di questo evento vero e proprio, ripetiamo, unico in Europa. Alla mia destra Paolo Tavian, presidente della FISI della provincia di Gorizia. Buonasera Tavian. Buonasera. E alla mia sinistra Bruno Gomiscek, project manager di questo evento, di questa manifestazione. Buonasera Gomiscek. Buonasera a tutti. Dicevamo che questo è un vero e proprio evento, nato qualche anno fa, sull'onda dell'abbattimento del confine e di altre cose che a Gorizia e anche in altri posti di confine è molto sentito. Allora domandiamo a Gomiscek, che di queste manifestazioni in un certo senso è stata una delle anime. Gomiscek, come è nata questa idea? Ma l'idea è nata quasi per caso, durante una premiazione con l'allora presidente provinciale ingegner Brandolin, nonché presidente del CONI, assieme all'amico Livio Rosic. Al termine di questa premiazione si chiacchierava un po' sul movimento, sugli sviluppi italo-sloveni, eccetera, e chiacchieravamo come mai Gorizia è città unica, non si può fare anche qualcosa di ufficiale insieme. È venuta così l'idea di dire: noi ci occupiamo di sci, proviamo a fare una gara che sia un vero e proprio campionato, però non una gara ad invito, non classica manifestazione, in cui uniamo le due forze e facciamo una bella manifestazione agonistica, interessante, ma già con l'idea iniziale subito di farla proprio diventare una vera e propria festa dello sci, diciamo. Una festa dello sci di una città divisa in due. In realtà gli sciatori erano sempre quelli dello stesso gruppo cittadino, anche con sci club diversi in questo caso. Tavian, quale fu la prima reazione, visto che parliamo di FISI e di federazione, della federazione nazionale? Ma la federazione nazionale è stata da subito, direi, assieme anche alla nostra regionale di Udine e il presidente Fontana in primis, è stata contentissima di questo evento, ci ha dato appoggio e ha fatto in modo che la manifestazione avesse successo. È chiaro che all'inizio abbiamo avuto anche noi delle difficoltà normali in questo campo. Unire una città con lo sport non è una cosa facile, abbiamo dimostrato che è possibile ed è più facile forse che dal punto di vista politico. Milano, la FISI nazionale, ci ha dato il patrocinio, il benestare, ma direi di più, anche a Roma abbiamo avuto dei contatti nelle scorse edizioni. Addirittura il ministro, ricordo, ha mandato i suoi saluti e il suo appoggio. Per cui direi che da questo punto di vista noi siamo veramente soddisfatti e ci sarà magari forse posto, ma poi lascerò a Bruno l'argomento, ci sarà posto per fare qualcosa di più, perché nei prossimi anni noi, parlando anche con il presidente della provincia, Greghetta, abbiamo detto dobbiamo dare un impulso a questa manifestazione, dobbiamo cercare di farla diventare un evento, non dico di prima grandezza, ma insomma un evento importante. Tu, come lei aveva accennato prima, una persona che vi ha permesso di fare questi campionati transfrontalieri era l'allora presidente della provincia, oggi consigliere regionale, Giorgio Brandolin, e abbiamo registrato un'intervista con Brandolin. Sentite cosa dice dei campionati transfrontalieri. Quinti campionati transfrontalieri, Giorgio Brandolin, presidente CONI della provincia di Gorizia. Brandolin e transfrontaliero mi pare che sia ormai un binomio collaudato. Sì, perché ho sempre creduto nella necessità e nella potenzialità del nostro territorio di collaborare insieme agli amici sloveni, fin da quando facevo sport agonistico, poi l'ho fatto da presidente della provincia e lo continuo a fare nello sport come presidente del CONI. Mi fa molto piacere per la continuità che viene dato a questo campionato. Sapete che abbiamo quest'anno inaugurato anche altri campionati trasfrontalieri nel calcio, altre iniziative le stiamo mettendo in cantiere. Io non posso che ringraziare sentitamente per la professionalità tutti i dirigenti dello sci club di Gorizia, di Nova Gorizia e
di Monfalcone e dell'intera provincia, perché è solo grazie alla loro passione, alla loro, ripeto, professionalità che è possibile fare queste bellissime manifestazioni. Altri territori se lo sognano. Bentornati, siamo sempre nell'argomento della manifestazione dei campionati transfrontalieri di Sci Gorizia e Nova Gorizia. Ci ha lasciato Paolo Ottavian e ci ha raggiunto alla mia destra Livio Rosic. Buonasera Rosic. Buonasera. Sempre con Bruno Gomiscek continueremo a parlare di questa bella manifestazione che è una cosa che tutti sanno, è un evento unico in Europa, non so da qualche altra parte del nostro continente venga organizzata una manifestazione sportiva, in questo caso di sci, che coinvolge due città di due stati diversi, confinanti tra di loro. E una grande mano, una grossa mano, l'ha data l'associazione di cui Rosic è vicepresidente, ovvero l'Associazione delle Società Sportive Slovene in Italia in questo caso. Quando 5 anni fa siete partiti con questa idea, Rosic, che cosa si è trovato in Slovenia? Beh, in un primo momento c'era molto interesse perché appunto non c'è mai stata una gara simile e le società che ho appunto contattato erano molto curiosi, quindi c'era questa curiosità di vedere come si evolveva la cosa e diciamo la difficoltà, se possiamo chiamarla, era solamente di trovare una data compatibile con le gare dello Stato sloveno, quindi solo questo. Poi una volta decisa la data, il posto, il luogo, tutto quanto, si è subito visto che erano tutti molto contenti. Prego la regia di far partire l'intervista all'assessore Marco Marincic. Quinti campionati transfrontalieri Gorizia-Nova Gorizia, Marco Marincic in rappresentanza della provincia, un evento da ripetere sempre ormai, vero Assessore? È un evento giunto ormai alla quinta edizione, quindi abbiamo già una tradizione consolidata, un evento importante perché appunto 5 anni fa proprio con lo sci abbiamo aperto una strada, abbiamo aperto una possibilità di competere tra tutti gli sciatori del territorio isontino, vivano essi da una o dall'altra parte del confine. Sono stati 5 anni importanti, di eventi importanti, ma soprattutto una bella festa di sport che si è ripetuta anche qua in questa quinta edizione a Piancavallo. Non ci sono più i confini, la rivalità comunque nello sport esiste sempre. Ma è giusto che ci sia, c'è una sana rivalità, una sana competizione tra Gorizia e Nova Gorizia, tra i vari sci club, tra i campioncini in erba, soprattutto magari nelle categorie giovanili dove ancora più accesa è la competizione. Questa fa parte del gioco ed è bello ed è giusto che sia così. La pista di Piancavallo in cui bisogna anche qui spezzare una lancia, ringraziare il promotore e in particolar modo anche il suo direttore di polo Enzo Sima che ci ha dato una mano preparando delle piste eccezionali. Il Sacco è una pista meravigliosa per un parallelo con la parte finale che è visibilissima da tutto il pubblico che c'è lì e quindi dà quasi un valore aggiunto anche questo, un surplus di divertimento. Poi avevamo anche come speaker, che ormai è il nostro speaker ufficiale da tanti anni, la voce olimpica di Torino 2006, Vancouver 2010, che è il Mister Web al secolo Stefano Ceiner, il quale riesce a dare ancora di più un entusiasmo che coinvolge spettatori e atleti. Dell'Associazione delle Società Sportive Slovene in Italia, grazie Rosic. Grazie a voi. E Bruno Gomiscek, che è Project Manager di questa manifestazione. Grazie a voi. E con noi ci rivediamo ad un prossimo speciale di Telechiara.